planetario della bicicletta, le vendite aumentate in alcuni paesi del 5.000%, il mondo sceglie le due ruote per sentirsi al sicuro dal virus e non inquinare per la di poppa. A Taiwan si montano ruote, si preparano imballaggi. Qui hanno sede le più grandi fabbriche di biciclette del pianeta e di questi tempi gli operai devono pedalare come velocisti per rispondere in tempo alle commesse. Il coronavirus ha più che raddoppiato la domanda. L'idea di una mobilità libera e a contagio zero ha riportato in auge il più proletario dei mezzi di trasporto. Un boom che ci riporta al dopoguerra. Su due ruote l'Italia riprendeva a muoversi, in sella giravano operai, mondine, staffette partigiane. Il ciclismo era necessità sociale ma anche epica, quella degli eroi del Giro che dividevano e univano il paese. La bici era un mezzo di sopravvivenza, come ha raccontato Vittorio De Sica. Democratica, popolare, del resto fu inventata per ovviare ai costi troppo alti della biada per cavalli. La bici accompagna le trasformazioni sociali e le rivoluzioni dalla Cina di Mao a piazza Tiananmen. Simbolo di emancipazione femminile e indipendenza, nel tempo si evolve, bici da cross per le avventure dei ragazzi nati negli anni '80. All'inizio del millennio, con i raduni di ciclisti ambientalisti, diventa mezzo di protesta. Fino al bike sharing di oggi, la bici condivisa, ma torna ad essere anche strumento di lavoro e di sfruttamento per rider sottopagati. Da Parigi a Milano, le grandi città europee colgono la sfida della pandemia per sognare spazi liberi dal traffico, il veicolo più antico e il mezzo del futuro.